La Dr. Palmas University inizia adesso. Benvenuti tutti quanti, main sponsor Mirto Palmas, sponsor ufficiale. Ok, è l'unico mirto che non si può comprare, si regala e basta. Ok, è un ringraziamento dovuto. Ora mi commuovo. Alle donne, tutte le donne delle nostre vite che ci consentono di fare tutto quello che facciamo. Dietro tutto quello che si muove nel mondo ci sono le donne. Le donne muovono l'economia, fanno fermare le guerre, sopportano gli uomini. Senza le donne noi non potremo fare nulla, quindi tutto quello che vedete, che abbiamo realizzato, lo dobbiamo alle donne. Ogni chirurgo dietro c'è una grande donna, ogni medico dietro c'è una grande donna, ogni nonno c'ha dietro una grande nonna. Ok, le donne sono quelle diciamo al quale mi sento di dover ringraziare, come anche prima della prima lezione di questo nuovo ciclo di video che depositeremo sul web. Poi ci sono anche i maschietti, però quelli vengono dopo. Ok. Ma Dr. Palmas ha la laurea, ok, primo capello introduttivo, chiunque vedrà sul web, potete andare nella clinica di Bergamo in Italia, lì è conservata la copia originale della laurea di Dr. Palmas e questo è il gruppo che c'è dietro Dr. Palmas, io sono quello piccolino là, per darvi un'idea che niente si fa da soli, ok, le grandi imprese si fanno con donne e squadra. Team, squadra e donne. L'80% del gruppo che noi abbiamo è fatto da donne e tutto quello che noi muoviamo ogni giorno. Se voi fate un esercizio, guardate i grandi gruppi, non per forza il mio, altri grandi gruppi, e guardate le foto, noterete questo pattern che sono 80% donne la composizione dei team. Non so perché si è ripetuto anche da noi questo. In realtà lo so perché. Questa è dove è iniziato tutto, la prima clinica e poi dopo dove si è evoluta la nostra storia. Questo è il laboratorio che alcuni di voi hanno già visitato, quindi il laboratorio dove vengono prodotti i denti. Parliamo di uno spazio che sta qua sopra la clinica, 1200 metri quadri, dove sopra avete poi gli appartamenti. Non scendete dagli appartamenti a chiedere se sono pronti i vostri denti, vi chiamano dalla clinica per dirvi quando sono pronti i denti, però sappiate che c'è tutta un'equipe sotto di voi mentre voi dormite che lavorano ai vostri denti. E in questa nuova avventura, questo nuovo dipartimento clinico che abbiamo aperto per voi, diciamo che abbiamo risolto tutta una serie di problemi che in questi anni ci siamo trovati di fronte. Abbiamo avuto davanti una pandemia, abbiamo avuto poi la guerra, chissà magari continua la guerra, ci saranno nuove guerre. Siamo stati molto flessibili, molto, come dire, pronti a quasi con ospedali da campo andare nel territorio e adattarci a quelli che erano le vicissitudini del momento anno dopo anno. E in questo anno abbiamo lavorato poi a questo progetto che è questa nuova clinica che state vivendo, che ancora non è stata lanciata, a fine mese ufficialmente la comunicheremo, che va a rispondere verso quello che è la necessità del futuro. Tutto quello che abbiamo imparato questi anni è la frase che si dice in inglese: less is more. Fai meno, fai meglio. Fai meno, fai meglio. Quello è il nuovo mantra del nostro gruppo. Ok, ridurre e fare meglio. Ok, non aggiungere tavoli, riduciamo i tavoli, cerchiamo di fare ogni giorno meglio quello che già ormai sappiamo fare. E cerchiamo di comunicare questo al mondo, cioè nella sanità non devi fare di più, devi fare meglio. Nella salute io non vorrei essere curato da più medici, io vorrei essere curato da una buona equipe, che si comunicano i medici tra loro, che comunicano cosa ha visto il gastroenterologo, cosa ha visto il neurologo, quella che è la diagnosi.
Non mi interessa fare più analisi, fare più radiografie, fare più risonanze magnetiche. C'è chi me le legge alla fine tutti questi esami. Vi state parlando tra di voi, state comunicando meglio quelli che sono i dati che raccogliete ogni giorno. Questa è la logica, avere non dei grandi team da me, ma dei piccoli team. Se in una stanza, come dice quello di Amazon, il team si può mangiare insieme una pizza, quella è la dimensione corretta che deve avere un team, e nella sanità questo si sente tanto, perché se tu hai dei grandi team che non comunicano più tra loro, rischi davvero di fare l'operazione sbagliata. Ogni team viene poi gestito da dei manager che gestiscono quel team, e quando un team inizia a diventare troppo numeroso va spezzato. Ok, me lo separi già in 2 case, non facciamo i grandi hotel da 100 persone, fai dei piccoli appartamenti, massimo un duplex bifamiliare, non di più. Ne va poi della qualità. Abbiamo scoperto l'acqua calda. Ok, ci siamo dovuti arrivare a quello dopo anni dove stavamo crescendo troppo, anche ho detto stop, fermi, less is more. Fare meno significa fare di più. E quindi formare i medici del futuro, dedichiamo invece più tempo alla formazione interna, ok? Invece che aprire cliniche. Facciamo più università, portiamo i medici a conoscersi tra di loro e a contaminarsi con medici che portiamo dall'estero, e andiamo ancora più in profondità. Perché poi alla fine, sì, i denti li facciamo con la tecnologia, ma dietro ci vuole sempre l'uomo che guida la tecnologia. Serve sempre andare a ragionare su quello che facciamo. Non c'è ancora il pilota automatico in ambito sanitario, non c'è ancora il robot che opera il paziente, deve esserci la diagnosi. E la diagnosi, dice il proverbio, è già mezza terapia. La diagnosi non la fa il robot, non lo fa l'intelligenza artificiale. Quanti di voi usano ChatGPT per fare la diagnosi? Io la uso, per esempio, ci aiuta tantissimo, anche i miei medici lo usano, ok? Ma bisogna sempre ragionare, è uno strumento che ti aiuta a preparare magari i dati, a ordinare i dati e a ragionare. Poi il paziente va fatto l'esame obiettivo, bisogna battere sulla schiena, fare delle cose che ChatGPT non fa. ChatGPT non ti muove il dente, non vede quale sanguina, quale non sanguina, non sa che desideri ha il paziente, manca l'aspetto psicologico. Quindi tutti questi che sono dati che noi raccogliamo, una parte li possiamo elaborare con il computer, con le macchine, ma una buona parte poi del risultato deriva dal dialogo che si è avuto col paziente, l'interazione che si è avuta col malato. E questa, una buona notizia, in sanità non verrà mai eliminata. Ok, almeno non per i prossimi 10 anni. Ci saranno ancora necessità dei medici, degli infermieri, degli OS o le OS, ci sarà bisogno ancora del tocco umano nella cura del paziente. E questo lo metto come prima lezione, questa discussione, perché è la domanda poi che si fanno molti colleghi, molti dentisti, molti medici, molti pazienti: come sta cambiando il settore salute, come cambierà? Il primo mito da sfatare per il futuro, per i prossimi 10 anni, è che non ci sarà solo robotica, non ci sarà solo intelligenza artificiale. Come sapete, da poco sono anche tornato dalla Cina, dove lì ho visto il futuro, quello che è il trend, robotini che trappanano i denti, che bucano persone, e non mi farei toccare da un robot, ok? Se dovessi andare dal ginecologo preferirei un medico che il robot che mi tocca, no, o mi buca, o se vado dall'andrologo, ok? Dall'andrologo, ok? Per dire quanto è importante, se siamo umani, tutto ciò che sono i servizi per gli umani devono ancora essere per un buon tempo avanti deliberati, serviti da umani. Questa è tutta la tecnologia che c'è dietro, come facciamo i denti. Ok, però questo è poco importante. Quello che è più importante è con chi parliamo. Ok, le persone con cui parliamo delle volte mettono davanti tutta la tecnologia, ma magari non hanno coscienza, oppure hanno incoscienza, peggio.
Oppure sono persone senza scrupoli e quindi ci mettono tutte queste bollicine davanti, tutta questa tecnologia, però poi di fatto di medico c'è poco. Per medico non intendo avere la laurea, per il medico intendo il giuramento di Ippocrate. Ok, quindi fare il bene del malato, del paziente. Delle volte le bollicine servono a confondere in ambito sanitario. Ok, usiamo questa roba qua, questa tecnologia qua, però poi facciamo quello che conviene a noi. C'è questa tendenza, avete questa paura, questo sentimento che ogni tanto il medico fa quello che gli conviene a lui? Ok? Può capitare. Quindi esistono tutta una serie di strumenti che in realtà dovrebbero essere utilizzati per scegliere il medico. Questi strumenti sono sconosciuti ai più, o meglio, sono conosciuti ma sono ignorati dai più. Un medico non va mai scelto per vicinanza. Non è che vive nella mia strada, allora quello è un buon medico. Ok? O è comodo da raggiungere, quello è un buon oculista. Ok? E non vanno mai scelti per soli titoli. Ci sono ottimi maratoneti che corrono la maratona senza bisogno della pettorina. Io non ho bisogno della pettorina per fare la maratona. Se voglio esco di casa e corro. E i medici non vanno scelti per prezzo. Non è che il prezzo è più alto e allora quello è migliore. Dipende, perché se vai in Moldavia i prezzi sono naturalmente bassi, ma non vuol dire che siano scarsi. Ok, nessuno a scuola ci insegna a scegliere. Questo è il punto. A scuola non viene insegnato a nessuno come si sceglie. Per questo esistono i divorzi. Delle volte si sceglie il marito per prossimità. Ok, sta vicino e me lo sposo. Oppure quello che costa di più, di meno. Ok? Il marito? Il marito. Il marito. Ok, oppure per il cognome, perché quello è, si dice, un buon partito. Ok, quelli sono i titoli. Ok, il professore, quello sta all'università, professore universitario. Magari sta lì in un'università per accalappiare clienti. Ok, vi è mai capitato che nel pubblico girano biglietti da visita e vi propongono se poi vieni in studio da me? I tempi sono più brevi. Ok, chi non ha un sito web per farsi i pazienti, delle volte bazzica gli ospedali. Però qua non mi dilungo. Ok, è un vecchio modo quello di acquisire i malati. Frequentare l'ospedale, frequentare l'università, diventare barone di quella e muovere i fili. Ok, è all'italiana, mi verrebbe da dire. Un modo di riempirsi lo studio medico all'italiana. Vi è mai capitato? Sulla mano se qualcuno conosce questo modo di fare. Perché è un modo che deriva dagli anni 70 questo. È un metodo di farsi malati degli anni 70, quando non esisteva TikTok, Facebook, Instagram. Chiamiamolo così, passaparola. Frequentare il pubblico per tirare nel privato. Ok, però quello c'ha il titolo. Poi ci sono le persone che credono nell'abito. Ci sono persone... sai com'è? C'è il prete, c'è il parroco e c'è il medico di paese. L'abito fa il monaco. È vero, purtroppo è vero, l'abito fa il monaco. No, l'abito non fa il monaco. Però l'abito fa il monaco. Quindi lo fa o non lo fa? Lo fa il monaco. Ok, nel frattempo io vi confondo le acque, vi faccio vedere i denti, vi faccio il subliminale. Vabbè, devo tenere il tema dei denti. E quindi faccio avanti e indietro per le slide. Ok, chi sta guardando, ragazzi, guardate le slide, però ascoltate quello che vi sto passando. Non è importante questo, è importante quello che vi sto dicendo, quello di cui sto parlando, perché è da qui che inizia la malafede.
Ok, nel modo in cui tu cerchi di portare i pazienti a studio. Ok, se io avessi malafede me ne andrei nel pubblico e cercherei di portare a studio malati. Ok, mi converrebbe avere lista d'attesa nel pubblico. Ma che? Anzi, 400 giorni per la risonanza magnetica. Però se vieni in clinica privata da me, dove? A San Luri, mettiamo così, chissà dove è San Luri. A Decimo Mannu, anche a Cagliari. E lì magari scopri che poi ho investito con altri 3 dottori in una risonanza magnetica. Abbiamo messo 1 milione di euro a testa, abbiamo comprato una risonanza magnetica, ma perché siamo stupidi? No, perché sapevamo che magari il cugino fa la lista d'attesa nel pubblico. Ok, questa è l'Italia, questa è la mafia, questo è il modo di agire mafioso. Quando la spazzatura nelle strade conviene. La spazzatura nelle strade sblocca budget emergenziali, quindi l'emergenza conviene, il malato conviene, la malattia conviene. I denti, meglio che si perdano i denti invece che stare in bocca, no? I medici, i dentisti dovrebbero andare nelle scuole elementari a fare prevenzione, a insegnare ai bambini come non avere le carie. Ok, i medici dovrebbero andare nelle case dei malati e non passare la ricetta da sotto la serranda. Dovrebbero fare l'esame obiettivo e non parlare al telefono al malato. Tutta la medicina si basa sul contatto col malato. E se non vuoi toccare i malati, togliti l'abito da monaco. I medici devono stare a contatto con i malati, purtroppo o per fortuna per i malati. I medici del futuro saranno medici che vestono l'abito ma sono in trincea, che fanno lo sport di contatto. Non credo alla telemedicina, non credo alla robotica, non credo all'intelligenza artificiale, credo al tocco umano nel settore salute. Questo significa fare less, more. Ok, questo significa se invece vogliamo fare catena di montaggio, mettiamo tanti robot, facciamo tante cliniche, trapaniamo i pazienti con i robot, nessuno li ascolta, tanto c'è un'intelligenza artificiale che li ascolta e somministra impianti, anzi li spara gli impianti nelle bocche dei pazienti. Non è la direzione che vogliamo noi, nella visione che do io al gruppo non c'è questo, nella visione che do io al gruppo c'è più contatto, più sport da contatto. Anche oggi abbiamo fatto una bella riunione con i ragazzi dove di nuovo parlavamo di questo, di contatto con i pazienti. Il vero sport nostro che ci piace è stare qua con i pazienti, non stare al telefono, in telematica, a fare diagnosi telematiche. Le diagnosi si fanno dopo aver toccato e parlato col paziente. Gli strumenti ci aiutano a fare la diagnosi, a raccogliere dati, ma vanno valutati dopo aver interrogato il paziente. Il paziente noi dobbiamo sapere come vorrebbe i denti. Noi dobbiamo essere un filtro per consigliargli quali denti starebbero meglio nel suo viso, però l'ultima parola è sempre del paziente, lui che deve andare poi in giro con i denti. E questo noi lo dobbiamo poi interpretare e tradurre in un qualcosa in risultato. Noi abbiamo tanti tipi di denti che possiamo scegliere. E quanti di voi sono andati dal barbiere o dal parrucchiere? Ok, quanti ne sono usciti felici dal parrucchiere? Dipende, però magari è bravo il parrucchiere. Ok, questo è il problema. Quando tu fai quello che piace a te, ma comunque è una cosa anche soggettiva, no? L'estetica, soprattutto la parte del sorriso, è anche una parte estetica, non è solo dolore, salute, piorrea, malattia parodontale, ma è anche poi andare in giro con un sorriso che deve essere piacevole e non un qualcosa di antiestetico, ecco, che gli crea poi un altro problema. E la parte estetica la valuta il paziente alla fine. Quindi fare dei mock-up, dei test, parlare col paziente già con delle fotografie, o meglio, se hai dei denti che ti piacciono, portami delle foto dei denti che ti piacciono. Ok, magari fai un ritaglio di giornale, guarda, a me piacciono i denti di questo.
Oppure questa è la foto di quando ero ragazza, però quella è più difficile perché delle volte avete delle foto di quando eravate ragazza che sono sfocate, piccoline, dove non si sorride bene. È meglio aprirsi un po' Instagram e vedere delle foto e raccogliete delle foto di denti che vi piacciono. Io li vorrei così, quindi ad alta risoluzione, di modo che i tecnici possano avere un'idea e impostare nel software dei denti che già un po' vi somigliano. Questo per darvi un'idea del perché serve ancora il tocco umano. Il software, se io lo dico a lui, vi propone dei denti che non per forza sono quelli che vi piacciono. Oppure il software mi propone dei denti che non necessariamente ci stanno in bocca, perché il software non vede magari quanto è grande la lingua. Lì deve essere il medico a provare i denti e a vedere anche quanto è grande la lingua, se no c'è il rischio che si mastica la lingua. Macroglossia, questo è uno dei problemi non frequentissimo, ma ci sono ogni anno questi pazienti che hanno la lingua molto grande perché nei software non c'è la lingua rappresentata, non viene scannerizzata la lingua e messa nel progetto. E delle volte i pazienti arrivano con una lingua grande perché magari non hanno avuto i denti per tanti anni, quindi è un muscolo quello che si allarga. Poi quando metti i denti quella si inizia a stringere, ok? Altri invece non si stringe perché sono nati con la lingua grande. Ti chiamano dopo 6 mesi e dico io continuo a mordermi la lingua e le guance. Se ti mordi lingua e guance è un problema. Se ti mordi solo la lingua e non le guance, i denti forse si possono portare in fuori, ma se ti mordi tutte e due, probabile c'è un problema di lingua grande. Che si fa in questo caso? Si taglia la lingua. Sì, sì. Si fa un taglio verticale sulla lingua e si cuce. Taglia la lingua. Bene, sì. E per alcuni versi può essere un bene. Ok, per alcuni può essere un bene. Ridete, è veramente così. Il taglio a losanga della lingua. Quindi, finisco il discorso, quindi prima di lamentarvi ricordatevi questo. Evitate. Ok. No, ci sono delle altre tecniche, delle volte facciamo i denti più piccolini, però delle volte si valuta anche il taglio della lingua. Quindi questo per dirvi, ok, abbiamo abbinato un momento simpatico a qualcosa di serio. Quindi il medico, l'abito non fa il monaco. Abbiamo detto che l'abito fa il monaco. Capita che ci sono dei medici che delle volte sbagliano la professione e questa è una cosa molto attuale perché all'università si entra nell'università di medicina e anche odontoiatria con dei test a crocette, non so se lo sapete. Chi diventa medico, chirurgo, cardiochirurgo è stato selezionato con un test a crocette. Dovete essere consapevoli di questo. Una cosa molto grave, gravissima. Immaginate se io dovessi scegliere i miei chirurghi con un test a crocette. Come si chiama il fiume che solca la zona della pianura padana? Bravo, ok, sei cardiochirurgo. Questa è la verità, ok? Non tutti vengono selezionati medici chirurghi per merito, non vengono selezionati per passione e non viene neanche testata la manualità. Perché fare il dentista significa anche avere una buona manualità, è un lavoro artigianale quasi, da gioielliere, fai piccole cose, veramente piccole, devi anche averci gli occhi per vederle, delle volte usi gli sistemi di ingrandimento per vedere, ma devi anche avere una certa sensibilità, quasi da scassinatore di casseforti, devi sentire dove va il nervo canalare dentro al dente che già è piccolino un dente e devi inserire un aghetto sottile che si piega e sentire dove poi sta lo sbocco di quel forellino. È una roba da scassinatori. Delle volte c'è gente che ha le dita grosse così
Ok, per esempio, voi pensate che per entrare in odontoiatria non viene testata la vista, non viene verificato se c'hai due mani, una mano, se riesci a muovere le mani. Se sono così, come faccio a lavorare? Sono cose invece faccio un estremo per dirvi, occhio che alcune qualità che secondo me sono fondamentali non vengono testate. Non vengono fatti i test psicoattitudinali. C'è il rischio che do la licenza di uccidere magari a un potenziale killer, ok? Non tutti sono stabili mentalmente, non tutti sono portati a essere dei buoni psicologi. Magari sono loro che hanno bisogno dello psicologo, i primi. E tu stai andando a curare i malati comunque che hanno, forse il 70% è psicologia quando curi un malato, 30% poi è tecnica, come vai a fare la chirurgia. Quindi c'è una componente manuale che deve essere testata, una componente psicoattitudinale che non vengono testate. Più ci sono anche il fatto di averci la passione. Ok, se io dovessi andare dagli studenti di odontoiatria del primo anno oppure da chi vuole entrare in odontoiatria e gli chiedessi perché vuoi fare il dentista, cosa mi risponderebbero? Ok. Quindi c'è un conflitto di interessi nel settore salute, dove chi decide ciò di cui tu hai bisogno è la persona che si intasca i soldi. E c'è anche un falso mito che i dentisti sono pieni di soldi. È un falso mito, perché in realtà forse c'ha più soldi un idraulico che ha iniziato a lavorare a 17 anni, invece che andare in università. Ok, era meglio iniziare a 17 anni a lavorare e entrare nel mondo dei mestieri manuali classici, piuttosto che avere la laurea. Oggi i laureati in realtà guadagnano meno di chi fa lavori manuali, i professionisti che fanno lavori manuali. E quindi c'è anche la tendenza che entrano magari per dinastia. Avete mai sentito? In Italia, un paese dove spesso i mestieri passano per dinastia. Era ginecologo, anche il figlio è ginecologo. Era medico, anche il figlio, una famiglia di dottori. Ammazza, tutti sono passati in università. Pure i dentisti che hanno figli che sono dentisti. Ho detto qualcosa che non dovevo? Magari è ginecologa, figlia di ginecologi. Dottore, chiami un dottore. Sto toccando temi molto profondi, ok? Anche se in maniera goliardica, voglio portarvi a riflettere. Perché questa è la vera university, ok? Queste sono le vere cose di cui bisogna parlare, non quanti denti stanno in bocca, zirconio, composto, quanti impianti vanno messi, ma è quello che ci deve essere dietro a come va curato un malato. Bisogna partire intanto dalla classe medica, se va ridisegnata la classe medica, se dovrebbero essere rivisti gli accessi all'università, ok? Quanto è simile la figura del medico rispetto a quella del parroco o del politico? Sono, direi, quasi sovrapponibili, perché sono quelle persone che dovrebbero curare o la nostra anima o la nostra società o il nostro corpo. Fanno la stessa cosa, fanno il nostro interesse. Non vorrei mai una classe politica con conflitto di interessi, oppure un parroco col conflitto di interessi o un medico col conflitto di interessi. Dovrebbero essere quelle figure che lo fanno in maniera disinteressata, quello che fanno. Quindi il medico dovrebbe morire povero, lasciare tutto qua. Ok, il parroco pure, il politico dovrebbe fare voto. In medicina dovresti entrare sapendo che sarai al servizio dello Stato. Chiunque dovrebbe poter avere la possibilità di entrare in medicina. Non dovrebbero esserci delle selezioni. Chiunque dovrebbe poter entrare nella direzione di un paese. O chiunque, se se la sente, dovrebbe poter andare e predicare. Ok. Sapete che volevo fare il parroco, no? Quando avevo 7 anni ero chierichetto, per un lungo periodo dovevo fare seminario. Poi dopo non ci sono entrato. Ok.
dovevo fare quello, poi volevo fare il lavastrade, poi tante cose volevo fare. Poi in realtà ho fatto anche il Pony Express, ho fatto il portapizze, ho fatto i kebab, ho fatto un sacco di cose nella mia vita. Ma ogni cosa che ho fatto mi ha lasciato alla fine una, come si dice, un'esperienza che mi sono portato dietro, che poi ha completato tutto il quadro. Anzi, il consiglio che do ai ragazzi, ai giovani, abbiate sempre la mente aperta, fate tutti i mestieri, poi dopo a 35 anni capirete che volete fare. Intanto fate, aggiungete puntini sul foglio, poi dopo li unirete, capirete in punto di morte, capirete cosa dovevate fare. Però intanto aggiungete puntini, invece no, ci sono quelli che dicono io devo fare quello, e bravo, ti stai tagliando tutta una serie di possibilità poi per avere una visione di chi sei, di qual è il tuo scopo. Ok, quindi ogni cosa che ho fatto mi ha insegnato qualcosa, anche facendo questa clinica ho imparato delle cose. Anche la pandemia mi ha insegnato delle cose, le guerre mi hanno insegnato delle cose. Poi ecco, noi non dobbiamo avere paura delle difficoltà, anche i nostri nonni hanno vissuto la guerra. Anzi, forse in tutti i secoli ci sono state le guerre. Noi pensiamo, perché proprio noi? Fa parte del film che dobbiamo vivere. Ok, fa parte anche quello del film. Ci saranno le cose belle come le cose ansiogene, le cose. L'importante è come noi passeremo tutte le varie fasi del film. Tanto ci dobbiamo arrivare a vederlo tutto il film. Mai demordere, mai dire abbandonare. Sempre avanti, mai indietro. Sempre avanti, spingiamo avanti. E quello che stiamo vivendo oggi alla fine è come dire, un percorso. Senza guerra, senza pandemia non ci saremmo arrivati a fare questo. A capire che meno significa fare di più. Ok, delle volte anche a faticarsi e toccare l'estremo limite ti aiuta a capire qual è l'equilibrio, il bilanciamento di fare le cose fatte bene. Anche lavorare 12 ore al giorno non è un equilibrato, però finché non lo fai non capisci che devi mettere nella tua vita anche altre cose, non puoi solo essere sbilanciato nel lavoro. E l'amore si coltiva tutti i giorni, non posso non avere il tempo per il mio momento di pollice verde dove coltivo la relazione di coppia, l'amore col team, col gruppo, devo avere il tempo di poter parlare con le persone in maniera sincera, perché sennò poi diventa una cosa meccanica. E inizia a calare che cosa? La passione inizia a calare nel lavoro e il chirurgo inizia a diventare un killer perché vede solo pance aperte, soldi che arrivano, però poi si indebita, deve pagare più tasse e allora deve operare di più e inizia poi un ciclo negativo invece che un ciclo virtuoso. Secondo voi ci sono medici che lavorano per pagare le tasse o per pagare gli investimenti che hanno fatto e hanno bisogno di curare più pazienti? Ok, ho conosciuto, non vi dico dove, un pediatra che aveva quasi 80 anni e ancora stava lavorando lì. Quando ho visto ho detto sarà bravo quello che vuoi, ma la vita è fatta di stagioni. Ma puoi stare ancora in inverno a lavorare 80 anni, a fare diagnosi, a fare... Ho detto, mi ha fatto paura, ho detto questo c'ha bisogno di... La sta facendo, l'altro appartamento per i figli, sta continuando a lavorare, parcelle anche alte in nero anche, non mi ha fatto una buona impressione. Avrei preferito magari lo specializzato giovane che mi parlava con passione, questo manco mi ascoltava. A 80 anni anche stai lì, sei stanco di lavorare, non penso che ha quella passione che aveva quando appena uscito dalla specializzazione. Però è professore. Ok, arrivano da tutta Italia, lì è una mummia, era una mummia che manco mi ascoltava. Quant'è? 200 euro, black. Io ci sono andato perché mi ci hanno mandato e se non li portavo lì, guarda, non mi parlava più questa persona, se non portavo le bimbe dal pediatra. Anche l'ho portato e ho detto, ma ti sei resa conto che è proprio l'opposto di quello che siamo noi in Moldavia? Ok, che siamo tutti giovani, freschi. È la storia del ricambio generazionale. Il ricambio generazionale
inizia nel momento in cui uno si taglia le mani e inizia a insegnare. Io ho una regola, dopo 10 anni devi tagliarti le mani, se una cosa la sai fare la devi insegnare, devi smettere di farla, va obbligato il ricambio generazionale, va obbligato. Poi se tu elimini il conflitto di interesse economico, vediamo chi rimane a lavorare per passione. Se invece c'è il conflitto di interesse economico, c'è il rischio che uno fino al punto di morte sta ancora lì staccando parcelle e non c'è l'interesse neanche a insegnare poi. Non c'è l'interesse a creare i medici, i chirurghi del futuro. Quindi ci sono molte cose che vanno ridisegnate, tra cui il ricambio generazionale in ambito sanitario, ma prima o poi sti vecchi medici moriranno, quindi sarà naturale che arriveranno i medici indiani e cinesi in Italia, perché noi non li abbiamo formati, da qualche parte li dovremmo far entrare, no? Saremo tutti più cinesi. Saremo tutti più cinesi, col medico cinese, col pediatra cinese o moldavo, chissà, può essere anche che arrivano i moldavi. Qualcuno ci dovrà salvare, no? E magari sono anche bravi, magari andranno anche di moda. Dirai, ma sai che il mio cardiologo cinese è pure bravo. Inizierà a circolare questa voce, che sono anche bravi. È come il ristorante cinese, chi ci andava prima al ristorante cinese? Nessuno. Guardavi così, mo dicevo andiamo a mangiare il cinese. Ah sì, adoro il cinese, andiamo a mangiare il cinese. È pure buono quello che... Andrà di moda, quindi diventeremo tutti più cinesi o indiani. Questo è quello che io prevedo per la sanità europea. Ricordatevi queste parole. Va bene, ok, chiudiamo qua la diretta. Ci vediamo alla seconda puntata del Dr. Palmas University e ancora 10 minuti. Facciamo 10 minuti extra. Visto che è caldo il tema, ok, i cinesi abbiamo detto arriveranno. Vi do un'altra previsione. Quindi non parliamo di medici, ma spostiamoci sul sistema sanitario, che visto che di quello stiamo parlando oggi come prima lezione. Gli ospedali, le strutture sanitarie, quegli ospedali sono come quel medico che vi ho detto. Sono vecchi, affaticati, però stanno ancora in piedi. Potrebbero funzionare meglio. Potrebbe la sanità funzionare bene, ok? Quanti sono? Vabbè che ho lanciato già la moda io del turismo medico, per quello la Letizzetto parlava di me. Perché Dottor Palmas è pericoloso, Dottor Palmas è un virus, il virus non lo fermi, è un modo di pensare Dottor Palmas, ma Dottor Palmas va eliminato perché è un modo di pensare pericoloso, che mette a rischio i nostri futuri investimenti nella sanità privata. Che deve essere sanità privata in Europa, ok? Devono arrivare le assicurazioni sanitarie. Però se io devo spennare i malati nel loro paese con gli ospedali privati, non va bene che Dottor Palmas dice potete anche andare a curarvi all'estero. Capisci? Allora diamo ordine ai comici di parlare di fai fuori quello. Come? Fa a modo tuo, sei un comico, fai quello di mestiere, parla di Palmas. Ok, non devo avventurarmi troppo in quel campo, non devo avventurare perché poi diventa scivoloso e veramente mi fanno fuori. Va bene, quindi chiudiamo qua la diretta.